abbandonato dal Presidente Zaia, non coltivato, ritengo invece che sia un'opera fondamentale da cui debba ripartire il futuro del Veneto. Era stato il suo primo intervento da candidato per il centro-sinistra, quello di puntare sul rilancio del sistema ferroviario metropolitano regionale. Ed ora, a poco più di un mese dal voto, Giovanni Manildo torna su un punto chiave del suo programma. Lo fa a Ring, annunciando il lavoro di un team che sta stendendo un vero e proprio progetto. Deve unire le città più importanti e i centri più importanti del Veneto, capillare. C'è un gruppo di studio che a cui ho richiesto di fare degli approfondimenti e sicuramente uno dei punti forti della campagna elettorale sarà la presentazione del nostro piano. Unire la rete del Veneto guadagnandoci in sostenibilità, proprio nelle ore in cui in tema di mobilità l'alleato di coalizione Alleanza Verdi-Sinistra torna all'attacco della regione sulle spese della superstrada pedemontana. Oggi ho depositato un esposto alla Corte dei Conti di Venezia in merito all'aggravio economico causato dalla superstrada pedemontana veneta. Si parla di 50 milioni di euro dello scorso anno e quest'anno saranno probabilmente 70 milioni di euro. Questo significa che le entrate da pedaggio sono poche rispetto ai soldi che dobbiamo dare al privato come canone. Nel mese di agosto si conferma un'entrata di soli 10 milioni di euro. Sono pochissimi rispetto a quello che dobbiamo pagare al privato. Pensate che con il solo buco dell'anno scorso e di quest'anno potevamo assumere 600 medici di medicina generale, oppure potevamo pagare i progetti di 240 sindaci sulla sicurezza stradale, progetti non pagati perché la Regione non ha più soldi. Chiediamo alla Corte dei Conti di valutare questo danno erariale, sono convinto che faranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto Manildo continua la sua campagna elettorale e sorride delle critiche della Lega che in questi giorni ha sventolato lo spettro comunista con l'ingresso di Rifondazione nel campo largo. Falce Manildo c'era anche nel 2013 quando ho fatto le elezioni con Giancarlo Gentilini, anzi c'erano le vignette, ero uno dei padri del comunismo, quindi messi vicino, quindi è un simpatico flashback. Come dire, un attacco che porta fortuna. L'avvocato trevigiano guarda oltre, come quando si parla di baby gang. E se Alberto Stefani ha lanciato proprio a Ring il progetto Servizio Veneto, campus dedicato ai giovani per insegnare rispetto e disciplina, Manildo allarga il concetto. Aumentare le azioni coordinate con la scuola. Cioè ritengo che le baby gang hanno un'età in cui c'è ancora la scuola dell'obbligo e che sia necessario integrare dei processi, dei percorsi per cui si fa una formazione e un'educazione al rispetto molto importante. Tema sociale strettamente legato alla sanità. Manildo ribadisce: annunceremo l'assessore prima del voto e non sarà un politico, perché deve essere fuori dagli interessi di parte. È necessario anche, estremizzo, che sia una figura di richiamo, cioè nota? No, non necessariamente, una figura di una persona che ha fatto qualcosa degno di nota. Cioè è importante che dalle sue azioni... Non è Crisanti, no? Adesso, scusi. È un politico e ho lei lo annovera. ho escluso i politici.